Qui infatti vedete la 208 lettura che quest'anno con Andreucci e Andreussi ha vinto il campionato italiano Rally 2013, una versione proprio questa qui della Frontier Auto, infatti il loro Frontier sta guidando in questo momento. E poi abbiamo sempre la Clio di New Clio in abbiamo anche Graziano Costa con questo prototipo numero 12 di categoria E, un prototipo che di derivazione motociclistica, idem con anche il prototipo numero 150, tutti e due vuole venire le gomme anche lui. Ogni tanto qualche persona si azzera, quindi porta la sua vettura allora azzerarsi, come si dice alla mia parte, totale del mezzo, come e allora attenzione. Il 108 che è fornita con cambio sequenziale come la Clio Cup in questo momento, fornita con cambio sequenziale, partita in questo momento, con delle retardate esagerate. Eccolo qua, la 208 del Fortin Auto di Fortin, scusate, di Fortin, Luca Fortin, e poi la Clio spettacolo di, eccolo qua, in spazzolata il suo ring. Eccoli qua. Eccolo qua. Anche lui vuole salutare il pubblico di Treviso e abbiamo altre vetture di vetture di Formula Driver sono pregate di presentarsi al cancello. Allora, eccoci qua. Alle ore 17 ci sarà freestyle ancora. Allora, qui adesso abbiamo la 500 categoria sport di Scaramuzza. Vettura che è altamente modificata con proprio per la categoria sport, monta motore
derivazione motociclistica montato posteriormente dietro il pilota. Poi abbiamo la 306 sempre fabbrica, che è una piccola coupé con motore posteriore e trazione posteriore. Provate a pensare soltanto il peso di questa 500 con un motore che sviluppa, se andiamo a vedere un Hayabusa 1300, sviluppa 680 cavalli. La potenza che riusciamo a tirar fuori su un piccolo 5 A112 Abarth, vettura storica di Bettino, che ha affrontato numerose gare salite a quest'anno. Motore cambio. E poi Franco Fabri con la CX19, eccola qua che ha passato in italiana, Tapcata Italia.